Benvenuti tifosi napoletani. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del Napoli. Forza Napoli sempre! Come stai vivendo questo momento, mentre tutta l'attenzione dei media è concentrata su di te? C'è molto orgoglio più che tensione. Sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi e dovremo dimenticare il risultato dell'andata. A Monaco abbiamo giocato una grande partita, gestendo bene i momenti. Conosciamo il loro valore e dovremo giocare una grande partita. Ti piace il termine guerra di nervi per la disputa sullo scudetto? Sappiamo che è una stagione dura, ma giocare ogni 3 o 4 giorni può anche aiutarci. Era la prima volta che sperimentavamo il nuovo formato della Champions League. L'anno scorso ci siamo qualificati l'8 novembre, mentre ora ci qualifichiamo il 29 gennaio. Ma è una grande soddisfazione sapere che il domani sarà difficile. Sono molto forti. Ci servirà una grande Inter. La pressione sugli esterni nella gara di andata è stata difficile da gestire. Riuscirai a contenerla nella partita di domani? Ieri abbiamo fatto una breve sessione di allenamento. Stavano bene Di Marco, Carlos Augusto, Frattesi e Zaleschi. Mancano ancora Dumfries e Zielinski, più Correa, che non è in lista. Il Bayern non è solo temibile con le sue ali, ma può contare anche su molti giocatori di talento. Dovremo cercare di riprodurre la partita di Monaco con abilità tecnica. Dovremo cercare di mantenere il possesso palla il più possibile. Con il Cagliari abbiamo visto che ha dosato e gestito alcuni giocatori. Da qui a fine stagione hai la sensazione di essere uscito dall'emergenza dal punto di vista atletico? Dipende sempre da partita a partita. Vorrei che tutti fossero disponibili, ma rispetto al mese scorso la situazione è migliorata. Vorrei sempre scegliere in base alla mia testa e non in base agli infortuni. Sono difficoltà che abbiamo avuto perché quest'anno la Champions League è stata più intensa rispetto alle stagioni precedenti. Tutto è rimasto aperto fino alla fine. Cosa cancelleresti dai primi 90 minuti? I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo analizzato la partita e abbiamo visto che c'erano momenti in cui avremmo potuto essere più aggressivi e spietati nell'esecuzione dell'azione. Ci sono stati momenti in cui avremmo potuto fare meglio. Cosa non dovrebbe fare l'Inter domani? Non dovremmo pensare al risultato, ma alla prestazione. E non dovremmo guardare ai precedenti che non sono positivi. Siamo una squadra matura, che sa cosa deve fare e conosce il valore del suo avversario. Penso che con la giusta attenzione potremo fare una grande partita. Alla fine dell'allenamento ti alleni per tirare le penalità? Quando c'è una partita secca o di andata e ritorno, li mettiamo sempre alla prova. Con 5 sostituzioni, prestiamo ancora più attenzione a batterli nel miglior modo possibile. L'ingresso di Müller ha cambiato la gara d'andata. Tutto fa presagire che potrebbe esordire domani. Cambierai la tua preparazione alla gara? Lo conosciamo bene. Nella gara d'andata è entrato in campo e ha segnato, mentre domenica contro il Dortmund ha giocato bene. Sappiamo che il Bayern è una squadra con molti giocatori affermati, talentuosi, giovani e aggressivi. Ci servirà una grande prestazione, come nella gara d'andata. La vittoria all'andata ha cambiato qualcosa nella mente dei giocatori? Abbiamo sicuramente fatto un ottimo primo tempo, ma con la gara di ritorno davanti a noi non possiamo tirare le somme. Siamo stati bravi nella vittoria a Monaco, sappiamo che era solo la gara di andata e ora dobbiamo fare un'altra grande prestazione contro una delle squadre più forti del mondo. Marotta ha comunicato che il rinnovo è una formalità. Hai voglia di raccontare i dialoghi che hai avuto con l'azienda? Non credo sia il momento giusto. Sono molto contento all'Inter e questo sarà sempre il parametro più importante nelle scelte. Non credo sia il momento giusto per parlare del mio futuro. Sto bene e abbiamo un ottimo rapporto con il club. Ne parleremo a fine stagione. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!